Si è svolta ieri, organizzata a Ribera, l'iniziativa denominata Spiagge Plastic Free, un'azione di raccolta rifiuti tra la spiaggia di Borgo Bonsignore e la foce del fiume Platani. Per l'architetto Giuseppe Mazzotta, che ha fortemente voluto l'iniziativa, che non è la prima del suo genere, afferma che non pensavamo che una domenica mattina così presto si potesse trovare tanta gente con la voglia di regalare il proprio tempo disponibile alla natura, invece ci siamo ritrovati con tanti giovani e meno, bambini, ragazzi, famiglie intere, volontari alla foce del fiume Platani per ripulirlo dalla plastica, dal vetro e dai metalli ferrosi, per far diventare l'Anerile più pulito. In rappresentanza delle rispettive associazioni sono anche intervenuti Giuseppe Bornone per il Quadrifoglio Rosa, Paolo Ferrante per il Sogno di Giusi, Nino Fidanza per il Comitato Pro Borgo Bonsignore, Nicola Palermo per la Nica Ollus e tanti giovani che hanno riempito di allegria e gioia l'intera giornata. L'operazione del fiume Platani per tutta la spiaggia fino alla zona cosiddetta Pietre Cadute è stata svolta anche da volontari che hanno raccolto decine e decine di sacchi di plastica, rifiuti di ogni genere, svolgendo un'azione indifferenziata direttamente sul posto per poter poi svolgere il giusto conferimento. All'iniziativa è anche intervenuto il Comitato Pro Borgo Bonsignore con l'apporto di 2 volontari dipendenti del comune. Ha partecipato anche Federico Frangiamore di Santo Stefano di Quisquina Olanda, che aveva già lanciato un appello alle associazioni tutte perché non lasciassero questo disastro in spiaggia. Soddisfatto della giornata, l'architetto Giuseppe Mazzotta, responsabile del WWF. Sembra che l'operazione di Generazione Mare Plastic Free stia funzionando. Siamo stati già stamattina in tantissimi e tanti amici ci stanno raggiungendo anche da altri comuni qui vicino. Con il WWF finalmente si crea uno spirito positivo. Sta diventando moda il fatto di mantenersi in forma e mantenere pulito il proprio ambiente e il proprio stile di vita. Speriamo che questa moda diventi cultura fondata su radici profonde e che il futuro ci dia un futuro di libertà e di pulizia e di bellezza come è la nostra Sicilia.